Questo riconoscimento che ho voluto accompagnare e che è stato conferito dal Presidente della Repubblica Don Armando come ufficiale della Repubblica sia esattamente il riconoscimento che nella città c'è chi lavora in silenzio per aiutare le persone in difficoltà. Andrea Ferrazzi conclude così il suo percorso da senatore del Partito Democratico, anche se ufficialmente terminerà il 12 ottobre, con un gesto che lui stesso definisce doveroso: l'accompagnamento al riconoscimento di ufficiale al merito della Repubblica a Don Armando Trevisiol, ex parroco di Carpenedo e fondatore dei Centri Don Vecchi. Sono felice che nel mentre io lascio, la carica di senatore che ho appunto avuto in questi anni, Don Armando possa avere finalmente riconosciuto questo. Quando la comunità locale, partendo dal territorio, crea dei servizi, è in grado di creare dei servizi di qualità superiore a quelli del pubblico in senso stretto e addirittura con dei costi minori, e quindi era giusto premiare anche dal punto di vista civile l'impegno umano, che nasce anche naturalmente da motivi religiosi, di Don Armando Trevisiol.